Pochi istanti alla partenza di questa quinta corsa, un invito delle prove più interessanti, questa riservata a cavalli di 5 anni, che vede pronostico orientato su Victorious Man numero 5, Roberto Andreghetti. Corsa comunque è aperta, con Venanzo Jet, Virtuoso Luis e Very Good ZS che sono le alternative. Un po' trascurati invece Venture e Viola Trio. Allineamento che va formandosi e soltanto Venture rimane un po' discosto, che ora Andrea Farolfi cerca di riportare sotto velocemente. La quinta corsa in 6 al via sul miglio: Venture, Viola Trio, Venanzo Jet, Virtuoso Luis, Victorious Man, Very Good ZS. Macchina che accelera in questo momento con la velocità iniziale di Very Good ZS, che scatta velocissimo e va a condurre. Victorious Man cerca di rilevarne la schiena e lo fa in 50 metri. Very Good quindi con gran partenza si assesta al comando. Viola Trio in terza posizione, in quarta Venanzo Jet, poi al largo Virtuoso Luis, mentre in coda è Venture. Dopo 214,2 Very Good ZS in vantaggio, in scia Victorious Man, poi Viola Trio, Venanzo Jet, per corsie esterne Virtuoso Luis. Quarto iniziale in 32, ha già provveduto a rallentare sensibilmente l'andatura Federico Esposito, in salchi a Very Good ZS. Così per il momento la corsa diventa una marcia di trasferimento, perché i 600 se ne vanno addirittura in 47. E davanti alle tribune in vantaggio Very Good ZS su Victorious Man, all'esterno Virtuoso Luis, alla corda Viola Trio, ha spostato al largo anche Venture che lascia in coda Venanzo Jet. Se ne vanno in 1-1-7 gli 800 di Tutto Comodo per Very Good ZS. Seconda posizione per Victorious Man, che aveva chiuso nettamente favorito. Al largo c'è Virtuoso Luis e via via tutti gli altri. Chilometro in 1:16,7, ancora non c'è stata nessun tipo di accelerazione, i cavalli sono a 500 dal palo. Ora Very Good ZS comincia a andare via un po' più spedito, 13,6 addirittura il parziale. E in scia però c'è Victorious Man, che è il più atteso, ha spostato in terza Venture, che fornisce il suo sforzo, ma ora sposta Victorious Man all'ingresso in retta d'arrivo, va su Very Good e lo attacca con decisione. Viola Trio lungo la corda, passa Victorious Man nel finale e lascia sul posto Very Good ZS. Vittoria nettissima per Victorious Man, secondo posto per Very Good ZS, al terzo Viola Trio. 1:13,4 ma 27,9 a chiudere per Victorious Man e Roberto Andreghetti, che raddoppia immediatamente il successo ottenuto con Taiga Jet. Victorious Man, Eric Bondo al training, Roberto Andreghetti in sediolo. La vittoria nettissima sul palo, il secondo per Very Good ZS, che si salva dal buon finale interno di Viola Trio.